Zio caro, ora sto qua come che viene all'outlet, perché non so che senso ha portarsi via una moto per poi trattarla così. Guarda, la catena è letteralmente a buttare, completamente arrugginita, idem i dischi freno, cioè è ruggine pura sta moto. Mettere un telo, capivo che i gaschei da buttare via, ma un fiato di rispetto per robe. I nostri animali tipici veneti. Fuori dall'auto. Bellissimo, parcheggio riservato ai camper. Però se metti tu il camper dove c'è scritto divieto camper, che sarebbe anche illegale, ti rompono i coglioni, hai capito? L'accessorio per le mie, spero, future camminate in Scozia. Però adesso, giusto per non spoilerare, io mi sono ricordato, ho detto scusa, ma quando ero in Scozia, cioè non è che ho fatto cagate, roaming, è vero che non esistevano le sim, quelle robe là, ho fatto una sim scozzese. Cioè non è che avevo carte particolari con residenze e robe del genere, semplicemente ho fatto una scheda scozzese. Io avevo la Virgin Mobile, ce l'ho ancora come souvenir, e quindi ho detto mi faccio la EE, che sarebbe la Everything Everywhere, che prende dappertutto, anche dicono, dopo spero sia vero, nelle Highlands, che è dove io vorrei maggiormente stare, cioè io vorrei farmi una settimana circa almeno dove abitavo, giusto per fare questo confronto della mia la vita che mi sono creato e la vita che stavo sperimentando. E da lì poi ovviamente coi treni mi rifaccio secondo me anche Edimburgo e Glasgow, che secondo me vanno rifatti a distanza d'anni. E quindi, a parte i mega giri in bici, insomma anche delle passeggiate non farebbero schifo. Lì, siccome il clima è sempre spesso umido, anche e c'è erba, ho detto mi sono delle scarpe in Gore-Tex. Queste mi hanno detto sono impermeabili al 100%, cioè fino a qua tu puoi andare completamente sott'acqua, e con la garanzia di 2 anni che se entra acqua si rimanda indietro, loro ti fanno il test dell'acqua e se l'acqua passa te le cambiano. E basta, un po' di paura per la bici, quello sì, però no, cazzo, ho fatto apposta per il viaggio in Scozia quel mega antifurto, quindi non dovrebbero esserci proprio problemi di sorta, insomma, ecco. Eccoci qua ragazzuoli, forse una novità, il cavetto che attendevo per la retrocamera. Quelli dell'Autovox sono stati anche gentili, come vedi mi hanno mandato il cavo per collegarmi con l'USB anziché con
la presa accendisigari, però questo non si stacca, è integrato, quindi cosa me ne faccio di quell'USB là? Va bene, dai, tazzi che me ne sono accorto, ero già pronto a smontare il cruscotto. Questo è quello nuovo che ti anticipavo. Ciao per tanti ste mode delle scatole con l'effetto Apple. E cavo accendisigari, quindi questo cavo qui va bene per la nuova telecamera, il cavo USB. La retrocamera è identica a quella che avevamo già visto. Aspetta, perché forse non tutti sanno di cosa stiamo parlando, perché magari qualcuno si è perso la puntata della precedente di questa secondo me è un'idea geniale per non star lì a bucare troppo i camper, a passare 50.000 cavi e via discorrendo. Cosa significa? È una retrocamera wireless. Tu mi dirai, non è la prima che esiste, tra virgolette. Questa ha due belle enormi differenze rispetto alle altre. Mi pare di essere un marchettaro, però veramente sono contento di questa. All'inizio, cioè questa della precedente, aspetta che taglio, perché incredibilmente è fluida, cioè è assurdo, cioè è via wifi, è estremamente fluida, cioè dà la stessa reattività, lo stesso tempo di risposta di una retrocamera via cavo, quindi in tempo reale, però è senza fili. È assurda sta roba, però è così. Almeno parlo della vecchia, sicuramente la nuova o è uguale o è migliore, ok? Il secondo punto è che come vedi ci sono i pannellini solari, ok? Cosa significa? Che ha la sua batteria integrata, quindi te la puoi attaccare o con le viti o con biadesivo che c'è in dotazione a qualsiasi punto del camper senza tirar cavi, ok? Ma neanche all'interno devi tirar cavi, perché il monitorino è molto widescreen, probabilmente le power si film, lo puoi collegare o fermo che peccato tutto, o con l'accendisigari, ok? Questa è la presa accendisigari che finisce con il suo attacco, ok, eccolo qui, o meglio ancora con la presa USB, cioè meglio ancora, nel mio caso meglio ancora perché io ho le prese USB davanti, con l'attacco USB e soprattutto guarda, nell'attacco USB c'è il pulsantino on off per accenderla e spegnerla. Secondo me è una cosa molto intelligente. A parte tutto questo, a parte la dimensione del monitor, ha una piccola chicca in più rispetto alla precedente. Può interessare, può non interessare, a me interessa molto personalmente, è il fatto che non si spegne. Mentre l'altra ha un timeout che non è possibile cambiare, cioè dopo non so un minuto si spegne, questa resta sempre accesa. Cioè se io devo fare una retromarcia che è complicata oppure voglio metterla come telecamera di sicurezza e lasciarla sempre accesa, questa funziona sempre. Tac. Questa speriamo che sia carica fino a darmi autovox in loop. Autovox è arrivata difettosa. Ho risolto il problema, è la mia presa USB che passando per troppi hub non gli dà alimentazione a sufficienza. Wow, mi sembra una bella figata. Non so se switchare e tenermi quasi questa ma sì, tanto sono attaccate con le fascette, per la parte posteriore, e quella che ho già pensavo di metterla nella parte anteriore per vedere fino a dove posso parcheggiare, ma soprattutto come telecamera diciamo di sicurezza quando ho l'oscurante sopra. Cioè tipo adesso guardo l'oscurante e non vedo se c'è qualcosa davanti, se succede qualcosa devo scendere. Bene, voglio vedere se riesco a farti capire, guarda qua, guarda la reattività, ecco, guarda, così riesci a capire, così vedi sia il movimento della telecamera che quello che succede nel monitor. Come puoi vedere ha un tempo di risposta che io non ho mai visto in un dispositivo wifi, e ha anche un'ottima qualità e a colori, quindi la tecnologia va avanti, dai. Sì, io sono rimasto ancora ai primi. Infatti quello che ho montato dietro, non quello dell'Autovox ma quello precedente, quello nel tetto del camper, che anche quello è wifi, e
devo star molto attento, perché a volte ha di quei ritardi di mezzo secondo o a volte anche 3/4 di secondo, e rischio di farmi fuori il portabici, perché magari io nel monitor vedo che manca ancora 1,5 metri dal muro, in realtà no, sono già arrivato addosso al muro, hai capito? Quindi bisogna prestare un'estrema attenzione. Con questo qua invece no, è tutto in tempo reale, fantastico. Non vedo l'ora ma veramente sono proprio soddisfatto, lo dissi già del vecchio modello, veramente. Sai che quando una roba fa schifo, l'ho sempre detto, e quindi è un bel giocattolino. Non so quanto costa, vedrò di mettere qualche link. Non so perché c'è un orario, che registra, no, non so perché c'è un orario e una data. Ah, ora qua, menu, pair, oh mio dio, oh my gosh, oh mio dio, non lo sapevo. Fa anche da dashcam, tanta roba questo, ragazzi, tanta roba, bello, tanta roba. Da dashcam quando è acceso, ovviamente, insomma, ecco, sì. Tanta roba. Vabbè, qua gli metto una micro SD, adesso gliela inserisco, gliela formato e via. Boh, ciao, alla prossima. Però scusa, pensavo, visto com'è fatta, cioè questo secondo modello, cioè va bene anche per le abitazioni, te lo puoi usare nella tipo che inquadra l'entrata di casa tua, quindi hai dentro cazzo, si alimenti con USB, lo attacchi a una porta USB e da dentro ti vedi tutto quello che succede fuori, in più anche ti registra. Tanta roba, sei veramente approvata. No, ok, ho deciso. Allora, per quanto riguarda la retrocamera attaccata al portabici, ossia quella che uso quando ho la bicicletta col telone, voglio usare quella nuova e la metterò lì. Quella invece attaccata davanti è da usare solo nei casi particolari, quindi, e visto che appunto funziona con l'accendisigari, quindi il monitorino non lo posizionerò, ok, e lo terrò in un cassettino e all'occorrenza gli attacco l'accendisigari e funziona, ok. Quindi sì, devo smontare tutto il cruscotto. Errata corrige, come che si dice in italiano, Fioi, perché riguardo al vecchio modello di Autovox, la possibilità di attaccare la presa USB stava nella spina, cioè non nel display. Il display finisce col suo cavetto e poi da lì dovevi attaccargli il cavo USB, e questo difatti è quello accendisigari, è che essendo dentro al cruscotto non l'avevo visto. Adesso che ho smontato tutto ho detto ah, guarda dov'era. Ad ogni modo non cambio idea, la retrocamera nuova, che la vedo abbastanza più grandangolare, la uso per il retro, e quella vecchia normale appunto, che userò tra virgolette raramente, ne uso quella vecchia, inverto. Ok, allora non si vede che sono in mutande, questo è l'attacco qua sotto. Ok, questo è quello vecchio che uso diciamo per le emergenze. Ho fascettato il cavo in modo tale che arrivi giusto fino a qui, ok, attacco sotto col pulsantino che dà alimentazione all'accendisigari e tac, parte. Eccolo lì, e adesso è attaccato nel portabici. Più avanti le scambierò, quindi questo qui di emergenza nella parte frontale in alto lo attaccherò col biadesivo, e quell'altro quello figo lo attacco nel portabici. Eccolo lì, fantastico, non intriga neanche alla vista né niente, è proprio lì nell'angolo. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop the